Prodigiosa ninfea di pietra, sbocciata dall'Imo, Venezia splende misteriosa tra acqua e terra. Le fanno corona la laguna e le sue isole, orgogliose madri del prodigio. Genti fuggite da città, invase dai barbari, trovarono rifugio in queste lingue di terra. Si aprirono la strada fra canneti palustri e barene. Si inoltrarono verso gli isolotti più lontani, dove riuscirono a sopravvivere. Così nacque Venezia, dal mare e prima ancora dalle sue isole. Fu l'invasione degli Unni nel V secolo d.C. a spingere definitivamente verso le isole della laguna, allora incolte e deserte, molte genti dell'interno. All'inizio i fuggiaschi sopravvissero stentatamente, cercando di rendere abitabile un ambiente inospitale. I veneziani impararono a costruire le navi e a solcare i mari. Di qui ebbe inizio la grande potenza della Serenissima. Lunga oltre 50 km, larga circa 10, la laguna è un piccolo mare interno di acqua salmastra. Dell'intera superficie, poco più del 5% è coperto da isole e isolette o da terre costantemente emerse anche nelle fasi di alta marea. Circa il 20% è costituito invece da barene, terreni caratterizzati da bassa vegetazione marina. La rimanente superficie lagunare è sempre coperta dall'acqua, la cui profondità varia a seconda delle maree ed è compresa tra qualche centimetro e i 2 metri. Nel tempo, la presenza dell'uomo ha modificato l'ambiente naturale lagunare. Alcune isole, divise da canali e collegate da ponti, formano il centro storico di Venezia. Altre separano le acque della laguna da quelle del mare aperto. Altre ancora hanno acquisito una loro precipua identità e notorietà. Altre, infine, soprattutto gli isolotti più piccoli e abbandonati, mantengono comunque la loro funzione di testimonianza della originaria composizione e varietà del comprensorio. Il complesso lagunare veneziano è generalmente suddiviso in Laguna Nord e Laguna Sud. Arrivando dalla terraferma, la prima isola che si scorge alla sinistra del profilo frastagliato di Venezia è San Michele, il cimitero della città. Sull'isola riposano le spoglie di molti celebri personaggi che qui vollero essere sepolti. Tra loro Stravinsky, Diaghilev, Pound. L'attuale conformazione dell'isola deriva dalla sua integrazione con la vicina isola di San Cristoforo della Pace. I vaporetti di linea dell'ACTV assicurano i collegamenti con le isole e consentono quindi di visitarle. Anche San Michele è raggiungibile con questi mezzi. L'approdo è davanti alla chiesa di San Michele, costruita tra il 1469 e il 1478 da Mauro Codussi. La facciata della chiesa prospiciente la laguna è arricchita da elementi architettonici e decorativi che rimandano al periodo rinascimentale. La struttura esagonale con cupola sferoidale a fianco della facciata fu eretta da Guglielmo Bergamasco nel 1530. Sono andato in gondola alla Piacevole Murano, a quasi 1 miglio di distanza dalla città,
dove fanno i fragili vetri di Venezia, tanto famosi in tutta la cristianità per la loro incomparabile finezza. Questa Murano è un posto assai piacevole e popoloso. Infatti ha molti graziosi edifici sia pubblici che privati. Così un giovane scrittore inglese in visita a Murano descrive la città nel 1700. Luogo di villeggiatura e svago dell'aristocrazia veneziana sino al Rinascimento, Murano, appena oltre San Michele, è per superficie la più estesa delle isole della laguna. Oggi, sulla scia di una tradizione artigianale avviata nel 1291, quando la Repubblica ordinò di trasferire fuori da Venezia, perché possibile causa di incendio, tutti i forni di vetro, l'isola è il centro riconosciuto dell'arte della lavorazione vetraria. Assai popolata, vanta un'economia fiorente, ovviamente fondata sull'attività delle numerose vetrerie. È divisa in due parti dal Canal Grande, così denominato perché ricorda la forma curva dell'omonimo corso d'acqua veneziano. Lungo la fondamenta dei vetrai, luogo di insediamento delle prime fornaci, si concentrano le attività legate alla produzione di oggetti in vetro. Qui sono situati anche i negozi e le sale di esposizione. La lavorazione del vetro di Murano attira ancora oggi numerosissimi turisti che arrivano con ogni mezzo dalla laguna. Puntualmente il magico rito della materia informe e incandescente che un poco alla volta, piano piano, grazie al fuoco, al soffio e alla manipolazione sapiente dei mastri vetrai, prende forma e comincia a vivere in un pezzo unico, affascina e stupisce chi osserva. Oggetti di straordinaria bellezza, dalle sembianze più diverse, vengono creati, come per incanto, in pochi minuti. I vetri più rari e preziosi, testimonianza della evoluzione della perizia muranese nell'arte della lavorazione del vetro, sono raccolti sin dal 1861 nel Museo dell'Arte Vetraria presso l'imponente Palazzo Giustinian. Il museo espone vetri archeologici di particolare valore e pregio, i più antichi dei quali risalgono al II secolo prima di Cristo. Preziosissima è la coppa nuziale detta Barovière, capolavoro di inestimabile valore, in vetro turchino e con decori a smalto, raffiguranti scene d'amore e ritratti degli sposi, realizzato nel 1480. Vicino al museo, lungo il canale San Donato, è visibile la monumentale basilica dei Santi Maria e Donato. Il nucleo originario della basilica, significativo esempio di architettura veneto-bizantina in laguna, fu eretto probabilmente nel VII secolo. Successivamente, agli inizi del XII secolo, l'edificio fu ricostruito. La struttura a forma semicircolare è caratterizzata da un finto porticato inferiore a nicchie e colonne binate e da una galleria superiore con archi e capitelli. Fra le sorprese più piacevoli che la laguna riserva a chi la visiti per la prima volta, vi sono le isole minori e meno conosciute, per lo più abbandonate. San Giacomo in Palude, a metà strada fra Murano e Burano, è la prima di queste che si incontra percorrendo la laguna. Intorno al XII secolo fu soprattutto rifugio per i pellegrini diretti in Terra Santa, poi divenne convento. Fu abbandonata alla fine del XVIII secolo. Proseguendo verso l'estremità nord della laguna, ci approssimiamo alle isole di Mazzorbo, Burano e Torcello, vicine l'una all'altra. Nell'isola di Mazzorbo, l'antica Maiurbum, la più piccola delle tre, spicca la chiesa di Santa Caterina, in stile romanico-gotico, edificata nel XIV secolo. Degno di nota il campanile, caratterizzato dalla cuspide a cupola. L'isola è lambita dal canale di Mazzorbo. Costeggiato il muro che delimita i giardini pubblici, un tempo cimitero,
ci viene incontro la mole del quattrocentesco campanile della chiesa di Santa Maria Valverde, demolita 4 secoli dopo. Da Mazzorbo ci spostiamo verso Burano, assieme a Murano e Torcello, la più celebre e conosciuta delle isole della laguna. Come tanti altri centri lagunari, anche Burano fu fondata dagli abitanti di Altino che tentavano di sfuggire gli Unni di Attila. Popolata e attiva, Burano è caratterizzata dalle pittoresche e tipiche case, le cui facciate sono da sempre colorate a tinte vivaci per rendere riconoscibili dal mare ai pescatori che tornavano la loro dimora. I suoi 5.000 abitanti sono in prevalenza occupati nella pesca, anche se la località è rinomata soprattutto per l'attività artigianale del merletto. Questa secolare tradizione è oggi purtroppo in declino. Sono poche, infatti, le ricamatrici rimaste a continuare questo certosino e prezioso lavoro. Tra i principali monumenti di Burano, la chiesa di San Martino del XVI secolo e l'annesso campanile di Andrea Tirali, dalla evidente e caratteristica pendenza. Nella piazza su cui si affaccia la chiesa sorge la statua di Baldassarre Galuppi, un musicista buranello del XVIII secolo. Sul lato nord della piazza, presso il Palazzo Podestà, hanno sede la scuola e il Museo del Merletto. Qui sono esposti i manufatti più preziosi realizzati dalle merlettaie di Burano tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, accanto a rari pezzi settecenteschi. In alcuni giorni della settimana è possibile assistere al lavoro delle ultime ricamatrici. Avvolte da un silenzio quasi religioso, con gesti pazienti e precisi, propongono ai visitatori, come in un quadro d'altri tempi, il fare minuzioso e quasi rituale di questa antichissima tradizione. Molti di coloro che nel 452 per scampare alle orde di Attila puntarono verso la laguna provenivano da Altino, città a nord di Mestre che in epoca romana aveva conosciuto grande fulgore. Secondo la tradizione, molti dei fuggiaschi altinati si sono stabiliti su una delle più grandi tra le isole della laguna, chiamandola Nuova Altino. Quest'isola è l'attuale Torcello. L'isola è oggi tra le più visitate della laguna. Le sue attrattive sono costituite dai pochi, rispetto al patrimonio originario, ma affascinanti monumenti rimasti. Suggestiva e tranquilla, immersa in un ambiente rurale e incontaminato, fu il primo nucleo abitato e tra i centri più fiorenti dell'estuario, arrivando a contare 20.000 abitanti. L'antico Ponte del Diavolo ci consente di vedere com'erano una volta tutti i ponti veneziani, e cioè senza spallette marginali. Il centro dell'isola è costituito da una grande piazza, dalla quale si possono ammirare i monumenti ancora rimasti, a testimonianza di una ricchezza artistica un tempo unica in laguna. Da una parte vi sono la cattedrale, i resti del battistero e la chiesa di Santa Fosca. Dall'altra i trecenteschi palazzi dell'Archivio e del Consiglio, nei quali è collocato il Museo di Torcello, di proprietà della provincia di Venezia. Al centro della piazza il celebre trono di Attila, sedile in pietra, usato dai tribuni per amministrare pubblicamente la giustizia. La cattedrale di Santa Maria Assunta, fondata nel 639 e ampliata 2 secoli dopo, deve la sua attuale conformazione alla ricostruzione del 1008 voluta dal vescovo di Torcello Orso Orseolo per farne sede della diocesi di Altino. Davanti alla facciata i resti del battistero del VII secolo e accanto il campanile senza cuspide dell'XI secolo. A fianco della cattedrale si può ammirare la chiesa di Santa Fosca, anch'essa del secolo XI. Il complesso volume, a pianta cruciforme, è circondato su 5 lati da un portico ottagonale ad archi con capitelli su colonne. Il Museo Provinciale di Torcello, risalente al 1870, raccoglie reperti che consentono di ricostruire l'antica storia lagunare.
Nel Palazzo del Consiglio è disposta la sezione medievale e moderna. Tra i reperti esposti nel museo, di particolare rilievo sono questi mosaici, testa d'angelo e testa di Cristo imberbe, di scuola bizantina. Altro reperto rilevante è un'acquasantiera bizantina del VI secolo, proveniente da una chiesa demolita di Murano. Nel Palazzo dell'Archivio si trova la sezione archeologica che raccoglie varie ceramiche, bronzi paleoveneti, romani e materiali preistorici. Allontanandosi da Torcello, giunti in prossimità di Burano, è visibile, in uno scenario suggestivo e continuamente variato dall'alternarsi delle maree, l'isola di San Francesco del Deserto, riconoscibile dai numerosi cipressi verdeggianti che la ricoprono e che nascondono parzialmente il campanile del complesso conventuale. Il nome, di origine popolare, risale alla prima metà del Quattrocento, quando l'isola venne abbandonata per oltre un ventennio a causa della insalubrità della laguna. Entriamo discretamente all'interno del porticciolo. Scopriamo così l'ingresso del convento, preceduto da un lungo viale. La sensazione che si prova in quest'isola è particolare. Qui sembra che il tempo rallenti e tutto si sospenda in una dimensione incantata. Quanto sia stata grande e sia attualmente la devozione dei veneziani verso il serafico padre San Francesco, non vi è bisogno di scriverlo, giacché questa incominciò sino del 1220, allorquando, ritornando dall'Egitto, approdò a questi porti e soggiornò nell'isola del deserto, dove, salutato da infiniti canori volatili, comandò loro che sospendessero il canto onde non sturbare la recita del divino uffizio. Nel marzo 1233 l'isola venne donata dall'allora proprietario Jacopo Michiel all'ordine dei francescani. La chiesa del convento, a una navata e con tetto a capriata scoperta, fu costruita nel 1401 grazie alla munificenza di Frangola Giustinian. L'assetto architettonico del presbiterio è della seconda metà del Quattrocento. Accanto al presbiterio, l'oratorio di San Francesco, dove il santo si ritirava per le sue preghiere. Il complesso conventuale vanta 2 chiostri. Il primo risale al secolo XIII e fu demolito durante la dominazione napoleonica. Venne ricostruito subito dopo il ritorno dei frati nella seconda metà del XVIII secolo. Il secondo chiostro, della metà del Quattrocento, è opera di Fra Nicolò Erizzo, che resse il convento dal 1451 al 1460. Dall'ampio parco sul retro del convento, attraverso un lungo viale di cipressi, si scorge in lontananza il campanile di Burano. Una delle attività economiche tipiche della laguna è quella agricola. L'isola di Sant'Erasmo, la più estesa del comprensorio, era nota sin dai tempi della Serenissima come l'Orto di Venezia. Questa vocazione è stata mantenuta dall'isola nel corso dei secoli. La visione dall'alto evidenzia la suddivisione del terreno in parcelle a differente coltivazione, tipica delle zone orticole. L'isola è sviluppata in senso longitudinale per circa 4 chilometri. Gli insediamenti abitativi sono costituiti da piccoli centri rurali e da poche case coloniche. Solitaria, tra i riquadri dei campi coltivati, un po' nascosta dalla vegetazione, si erge maestosa la Torre di Massimiliano, un forte a forma circolare costruito nella seconda metà del secolo XVIII a difesa del porto.
l'isola di Sant'Erasmo ha una appendice nella piccola frazione delle Vignole, detta un tempo delle Sette Vigne. Percorrendo uno dei tanti canali dell'isola, tra i campi e le modeste case coloniche, all'altezza di un ponticello, appare la chiesetta di Sant'Eurosia, edificata nel VII secolo, con cappella e annesso campanile. L'isola delle Vignole, data la sua posizione strategica per la difesa della laguna, veniva utilizzata soprattutto a scopi militari. Il nostro itinerario attraverso la parte sud della laguna inizia dall'isola di San Giorgio Maggiore, posta nel bacino di San Marco di fronte al Palazzo Ducale. L'isola è oggi sede di prestigiose attività culturali promosse dalla Fondazione Cini. Dall'acqua si può ammirare l'imponente chiesa di San Giorgio, dedicata ai santi Giorgio e Stefano, con la facciata rivolta verso San Marco. Progettata da Andrea Palladio, fu iniziata nel 1566 e completata nei primi anni del secolo successivo, dopo la morte dell'architetto padovano. Completano il complesso monumentale l'alto campanile, da cui si domina tutta Venezia, le lunghe mura perimetrali e le due torrette faro in pietra d'Istria. La chiesa è costruita a croce latina, consta di 3 navate, una cupola centrale e un ampio presbiterio, al centro del quale sorge l'altare maggiore del Vassilachi, impreziosito da sculture di Gerolamo e Giuseppe Campagna. Nel presbiterio 2 opere di Jacopo Tintoretto, L'Ultima Cena e La caduta della manna, entrambe datate 1594. Sull'altare della cappella, alla destra del presbiterio, vi è un'altra pala significativa, la Madonna in trono e santi di Sebastiano Ricci del 1708. Dietro l'altare maggiore si sviluppa il grandioso coro ligneo, illustrante la vita di San Benedetto, scolpito dal fiammingo Alberto van der Brulle nel 1595. Dal piazzale della Basilica si entra nei chiostri dell'antico monastero. Il primo è il chiostro palladiano, progettato da Andrea Palladio, da lui stesso iniziato nel 1579 e da altri completato nel 1646. Le 4 ali sono a portico, con arcate sorrette da colonne binate, sopra le quali si infittiscono finestre alternativamente coronate a timpano e ad arco. 3 arcate, che si aprono nel primo tratto del chiostro palladiano, immettono nel grandioso vano, ampiamente finestrato, dello scalone di Baldassarre Longhena. Il secondo chiostro, detto dei Cipressi, ideato da Giovanni Buora, fu costruito tra il 1516 e il 1540 dal figlio Andrea. Situata al primo piano, affacciata su 2 chiostri, è la biblioteca, opera del Longhena. Arredata da scaffali e statue lignee, queste ultime di Franz Pauck, vanta un pregevole soffitto decorato da dipinti attribuiti a 2 quotati manieristi del Seicento, conosciuti come i Lucchesini. La biblioteca della Fondazione Giorgio Cini è di straordinario interesse, sia per le sue strutture, sia per il valore storico e culturale delle sue raccolte librarie, tra cui non mancano opere di eccezionale rarità, esemplari unici e capolavori dell'arte tipografica e grafica. Da un passaggio tra i 2 chiostri si accede al refettorio o cenacolo, nella cui parete di fondo è posta la tela dello Sposalizio della Vergine di Jacopo Tintoretto e Scuola.
Gli itinerari attraverso la laguna e le sue isole offrono numerosi e diversi motivi di interesse legati alla complessa vicenda storica di Venezia e del suo territorio. Nelle isole, infatti, è possibile ammirare numerose e originali testimonianze dell'arte e della cultura che hanno segnato e caratterizzato la vicenda della Serenissima. Proseguendo il nostro itinerario, giungiamo in vista dell'isola di San Clemente. Secondo le notizie storiche di cui disponiamo, la costruzione della chiesa e dell'annesso ospedale avvennero probabilmente verso la metà del XII secolo e fin dall'inizio il complesso fu utilizzato soprattutto per ospitare i pellegrini che da Venezia si imbarcavano per raggiungere la Terra Santa o per rientrare nei paesi d'origine. Come emerge da questa nostra ricognizione, molte isole della laguna furono utilizzate quali ospedali, ricoveri, ospizi. Esse costituirono una specie di retrovia della Serenissima destinata agli uffici più sgraditi o pericolosi. L'isola di San Servolo, sede nel secolo VII di un complesso conventuale di monaci benedettini, poi dal XII utilizzata da monache dello stesso ordine e dal 1725 dai padri ospedalieri di San Giovanni, è nota soprattutto per essere stata storicamente il luogo in cui venivano internati i malati di mente della Repubblica Veneziana. Riconoscibile per il campanile con la cupola dalla tipica forma orientale, l'isola di San Lazzaro degli Armeni, asilo dei lebbrosi fin dal 1400, è diventata dal Settecento un grande centro di cultura armena. A fondare la comunità religiosa armena ad Istanbul nel 1700 fu l'abate Mechitar, che, fuggitivo dalle sue terre, grazie a una concessione del Senato veneto, si rifugiò nell'isola di San Lazzaro nel 1717. Calpesta con cautela l'isola consacrata dei padri mechitaristi. Ogni tuo passo potrebbe incontrare le ceneri di un genio. Ti supplico, bacia per me la tomba di padre Alishan e fa che le tue labbra siano infiammate come il mio cuore nel toccare questo marmo consacrato. La chiesa colpisce soprattutto per la sua atmosfera raccolta e mistica. Un grande libro di preghiere, posto su un leggio, propone le liturgie del giorno secondo le regole del monachesimo armeno. Edificato intorno al XII secolo, l'edificio sacro ha subito numerose ristrutturazioni e modifiche. Oltre all'altare maggiore, vi sono nella chiesa numerosi altri altari, tutti decorati da dipinti e affreschi che rappresentano figure di santi. Sulle arcate e sotto il soffitto ornato di stelle si possono ammirare mosaici che ritraggono i santi patroni armeni. Tra le varie sale di esposizione, una accoglie l'immensa biblioteca, ben illuminata e arricchita da sontuosi arredi veneziani. Qui sono custoditi, in credenze di Pero, 40.000 rari volumi in molte lingue europee. Dalla biblioteca si accede al museo, che ospita reperti archeologici di arte armena, greca ed indiana. Nelle bacheche sono custoditi oggetti artistici della tradizione religiosa armena del XVI e XVII secolo. Tiare episcopali e patriarcali, pastorali in avorio, cinture tempestate di perle, cimbali ed altri ancora, insieme a spade, elmi ed oggetti in vetro, ceramica, metallo e pietra. Lo stile interno della sala dei manoscritti è moderno ed ha una certa imponenza. È in un certo senso il tempio della saggezza armena, il luogo in cui sono custoditi ben 4.000 manoscritti armeni completi e diversi frammenti. Della collezione fanno parte sacre scritture, inni, libri di medicina, esemplari diversi del Nuovo Testamento, libri di legge e testi di altro contenuto. Molti manoscritti sono arricchiti da miniature e decorazioni a margine, altri sono preziosamente rilegati in argento.
Vicinissima a San Lazzaro degli Armeni è l'isola detta del Lazzaretto Vecchio. Nel 1423 la Repubblica di Venezia stabilì che qui dovevano essere ricoverati gli ammalati di morbi contagiosi e trattenute in deposito le merci infette. Dopo l'epoca napoleonica, l'isola venne destinata fino al 1965 a usi militari e successivamente a centro di raccolta di cani randagi. L'isola che ci viene incontro è Poveglia, detta anticamente Popilia per i pioppi di cui era ricca. Secondo la tradizione storica, all'epoca dell'invasione degli Unni, l'isola fu occupata da fuggiaschi provenienti da Padova ed Este. Questi ultimi, nell'809, all'arrivo in queste terre dei Franchi di Pipino, la abbandonarono per rifugiarsi a Rialto. Nel secolo successivo, tuttavia, è già diventata un centro popoloso e dotato di particolari privilegi economici. La decadenza dell'isola inizia durante la guerra con Chioggia. Alla fine del XIV secolo era ormai quasi del tutto abbandonata. Percorrendo la laguna si rilevano emergenze che a prima vista appaiono isolotti abbandonati. Si tratta di fortificazioni costruite dalla Repubblica Veneta durante la guerra contro Genova tra il 1379 e il 1389. Altro elemento ricorrente del paesaggio lagunare, oltre alle onnipresenti bricole che delimitano i canali navigabili, sono gli allevamenti di molluschi. L'itinerario nella laguna sud si conclude con l'isola di Pellestrina. L'isola ha la forma di una stretta lingua di terra che separa il mare dalla laguna. La sua formazione è dovuta agli apporti sabbiosi dei fiumi provenienti dall'entroterra e all'azione contrapposta delle acque marine. Abitata principalmente da pescatori, l'isola, lunga oltre 11 km e compresa tra le bocche di porto di Malamocco e di Chioggia, è puntellata da piccoli borghi di antica origine. Pellestrina è il più popoloso e vasto tra questi. Numerose le installazioni per la pesca e l'allevamento dei molluschi. Caratteristiche le costruzioni in legno su palafitte, talvolta dei veri e propri casoni, destinate alla custodia degli arnesi da pesca. Altro centro dell'isola è San Pietro in Volta, chiamata un tempo Albiola e fondata dai profughi padovani ed estensi nel V secolo d.C. Il borgo deve il nome ad un preciso episodio storico. Si narra che proprio nel giorno di San Pietro dell'anno 900 il doge riuscisse a mettere in fuga nel veneziano di allora in Volta gli invasori ungari. Quasi tutte le isole della laguna sono raggiungibili sia attraverso i mezzi pubblici di linea dell'ACTV sia da quelli privati turistici. L'incanto di San Lazzaro degli Armeni con i suoi libri preziosi e rari. Il silenzio di San Francesco del Deserto. La suggestione antica di Torcello. Murano, capitale del vetro. Burano, colorata e rinomata per i suoi merletti. San Giorgio Maggiore, centro di cultura di livello internazionale. Sant'Erasmo e le Vignole, isole degli orti. I Lazzaretti e tutte le altre isole minori e quelle abbandonate. Chi ama Venezia dovrebbe conoscere anche la laguna, le isole e la sua magica e straordinaria atmosfera, ai confini tra realtà e sogno, quasi fossero le isole la parte nascosta, più intima, della bellezza della Serenissima.